commissariato, però ci iguala nella concretezza, e spiego perché. La nuova Venezia di oggi porta la federazione del campo San Pierese, campo San Pierese, dove 11 comuni, praticamente è la fotocopia nostra, circa 100.000 abitanti e 11 comuni, fin dal 2001 hanno messo in moto, parla Silvia Fattore, ex sindaco di Villanova, aggregare i servizi con una necessità per offrire servizi migliori ai cittadini, e c'è una sua intervista in cui parla di tutta la partita dal 2001, quindi sono 12 anni, e tutti i risultati che loro hanno ottenuto, compresi anche dei contributi regionali, perché aggregata a questi aspetti qua non lo nega nemmeno lei, ci sono degli aspetti anche economici, però secondo me questo ha un senso, e cioè questa gente qui che ha iniziato quando è uscita la prima legge che permetteva un certo iter a ragionare in questo modo e a collaborare. Mi viene anche da dire, scusatemi, che il comune di Telio Veneto era già unito con il comune di Fossate e Portogruaro, e quindi se non sei capace di dialogare con chi ti sta in fianco, di non fare un passo indietro, tu un avanti l'altro, comunque per trovare un certo consenso, che io dico anche che il causa proprio il male anche a se stesso, sappiamo anche da chi è stata gestita quel comune praticamente da dopoguerra poi. Sì, Fossata e anche te, mi lasci dire, a parte l'attuale sindaco, sappiamo già, visto che voi siete quelli che per il sociale, parlo della sinistra adesso, perché io ne ho due, non faccio dico cosa, ma del fatto che voi siete sociali e noi siamo delle porcherie, capito? Ne ho stracolpe, non ne posso più. E siccome dico questi due comuni erano entrambi anche politicamente schierati, Telio Veneto e Fossate di Portogruaro, una sinistra anche molto sinistra, se non dichiaro male, e non hanno fatto altro che litigare tutto il tempo che sono riusciti a stare uniti, tutto il tempo, un litigio continuo, dico bene, per finale sciogliersi e adesso trovarsi nelle difficoltà. Quindi io dico, questi sono esempi. E questa signora qui, che è stata sindaco di uno dei comuni e promotore di questa iniziativa, dice anche qua che difficoltà, e però non si molla, si prosegue, e adesso i servizi sono gestiti.